Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale, c'è l'errore di Crowns Stecca. Numero 2 Crowns Stecca squalificato. Veloce Cowboy Clemar, prende il comando davanti a Capitan De Gleris. Poi vediamo Contigo, tanto 200 metri in 14,9 in vantaggio Antonio Di Nardo e Cowboy Clemar che prende già buon vantaggio, una decina di metri nei confronti Numero 9 di Capitan De Gleris. Poi in terza posizione filtrato bene il Sauro Ciliberti davanti a Contigo, mentre all'esterno è rimasto Casettaro, la cui schiena viene presa da Cerbero 3B, mentre fuori corsa Cleopatra LL. 400 in 34 con in vantaggio il figlio di Self Possessed che ha preso il comando coi nastri come nella prima edizione, 600 metri in 46,7, sempre Enrico Bellè, Capitan De Gleris in seconda posizione alla corda davanti a Ciliberti, mentre all'esterno Casettaro. Quarta la corda Contigo, intanto siamo ormai a compimento del primo giro in 1-2,5, 32-1 il secondo quarto, sempre in vantaggio Cowboy Clemar sulla curva davanti a Capitan De Gleris, Ciliberti e Contigo. Questo è il treno interno, mentre all'esterno c'è Sindustria Casettaro. Tanto chilometro in 1,18,7, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, Cerbero 3B in seconda pariglia, poi all'esterno vediamo anche Cupido GSO, frazione qui davanti alle tribune ancora in 14,8, ritmo abbastanza sollecito imposto da Antonio Di Nardo, con Cowboy Clemar, Capitan De Gleris, sempre lì seconda la corda davanti a Ciliberti, Casettaro ancora tonico all'esterno, curva ancora in 14,4, si viaggia forte, sempre in seconda pariglia Cerbero 3B, Tommaso Gambino accenna a spostare in terza ruota, siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione, fuoco alle polveri con in terza ruota Cerbero 3B che avanza, ancora tonico all'esterno Casettaro, sempre Capitan De Gleris, seconda la corda dietro a Cowboy Clemar, sembra efficace l'azione di Cerbero 3B, ma è ancora in terza ruota, sempre in vantaggio Cowboy Clemar, ultima curva passata in 15, retta d'arrivo con 5, Cowboy Clemar in vantaggio, di dentro si butta Capitan De Gleris, poi l'esterno ancora Cerbero 3B, arrivo a 3 con Capitan De Gleris e Enrico Bellè che prendono la meglio e vengono a vincere su Cerbero 3B e Cowboy Clemar molto vicini al quarto Ciliberti, 29 a chiudere, 28,2, 29, 57,2 l'ultimo giro di Capitan De Gleris, il figlio di Nesta F, che è venuto a vincere prendendo l'open stretch. Rivediamo il Sauro che si lancia e viene a vincere anche bene di una lunghezza su Cowboy Clemar, che probabilmente ha perso il secondo posto da un ottimo Cerbero 3B che ha viaggiato all'esterno l'ultimo giro, mentre al quarto è Ciliberti.